Chiediamo che almeno metta una rete. Non dico far cementazione o altre cose, ma una rete basta. Perché io ho 4 bambini e non posso andare avanti sempre così col terrore che vadano dentro. San Cipriano di Roncade, via Longhin. L'abitazione della famiglia Simonato è a ridosso della A4 e da quando sono stati effettuati i lavori per la terza corsia la situazione è rimasta così. Una grande vasca a cielo aperto per lo scolo delle acque, con spallette in cemento ed una profondità variabile dai pochi centimetri della canaletta a qualche metro nella parte centrale della vasca e soprattutto senza alcuna protezione dal lato della stradina che porta alle case. Un pericolo enorme, dicono i residenti, soprattutto per bambini e ragazzi. E certo che è pericolosa. Fonda adesso io di preciso non so quanti metri sarà. Comunque se va dentro anche un adulto non riesce più a venire fuori. I residenti hanno più volte chiesto che qualcuno intervenga. La vasca è delle autovie, però noi abbiamo fatto tanti ricorsi, abbiamo chiamato, abbiamo scritto e non abbiamo ottenuto niente. Siamo andati in comune, sono venuti giù i vigili e neanche loro. Ora quest'ultimo appello per far sì che l'area venga messa in sicurezza prima che, dice la signora, succeda una disgrazia.